Va meglio andiamo sicuramente si sposta. Va meglio andiamo che è arrivato a fine quali 704. Buonasera a tutti, benvenuti a una collina di libri, grazie a voi che siete, non dubitavamo, così in tanti in questa bellissima sala, grazie alla città di Vittorio Veneto per l'accoglienza, nella splendida sede del Museo della Battaglia. Scherzavamo con l'autore poco fa, scherzavamo ma non troppo, di quanto purtroppo alcuni dei temi tragici di cui si parla della nostra storia contemporanea sono quelli raffigurati in una sede dedicata a eventi che sono successi più di 100 anni fa. Però è un modo per dire che non potevamo essere in un luogo migliore da questo punto di vista, anche tematicamente. Vado velocissimo solo per ricordarvi, questo è il secondo, molto atteso da tutti noi, appuntamento di una collina di libri in questa terza edizione. Abbiamo inaugurato con Javier Cercas, proseguiamo con un altro appuntamento per la primavera, anzi sulle soglie ormai dell'estate, e poi ci rivedremo dopo l'estate in autunno con tanti altri incontri. Vi aspettiamo infatti domenica 22 giugno, saremo a Follina, nel refettorio dell'Abbazia, un luogo meraviglioso, dove Irina Turcanu, che è autrice di uno splendido romanzo pubblicato da Marsilio di esordio, dedicato anche in parte alla storia di una famiglia rumena tra la Romania e l'Italia nell'immediata seguito della fine del regime socialista in Romania, e dall'altra parte Sabrina Zuccato, che ha scritto con Le levatrici di Nakirev, una storia ambientata nell'Ungheria degli anni 30, sempre con Marsilio, anche lei esordiente nel nostro Veneto, intrecceranno una conversazione che abbiamo veramente voluto dedicare a due proposte letterarie nuove che grazie all'editore Marsilio abbiamo sul nostro territorio, in cui l'elemento veneto ovviamente si muove in mezzo ad altre storie che sono quelle della nostra Europa e anche dei confini dell'Europa. Infatti ai confini dell'Europa è dedicata il titolo dell'incontro. Vi aspettiamo domenica 22 giugno appunto con Irina Turcanu e Sabrina Zuccato a Follina, e poi gli altri appuntamenti come quello per esempio con Riccardo Falcinelli e tanti altri che dedichiamo alla letteratura, alle idee, anche al paesaggio, li scoprirete nei prossimi giorni quando pubblicheremo il programma completo di una collina di libri che si terrà a settembre, a ottobre e a novembre in questo luogo meraviglioso che sono le colline del Prosecco di Conegliano di Valdobbiadene. E a dare il benvenuto da parte della nostra manifestazione non potrebbe esserci nessuno di migliore che la nostra Marina Montedoro, presidente dell'Associazione delle Colline del Prosecco. Grazie Marina. Intanto buonasera e benvenuti, ha già detto tutto lui, sarò velocissima. Siamo alla seconda serata ed è la terza edizione, ci fa molto piacere perché le prime due sono andate benissimo e direi che con la prima serata e con questa insomma stiamo replicando quello che abbiamo fatto nelle prime due edizioni. Ci fa piacere essere sempre in un luogo diverso delle colline perché l'obiettivo che avevamo con Francesco era portare una letteratura di alto livello, e lo può garantire lui perché con i contatti che ha lui ci sta portando veramente degli autori straordinari, e parlerà poi dell'autore di questa sera che ringrazio di essere qui e gli faccio già un applauso. Io non dico il tuo nome, banalmente
anche perché lui non vuole mai che io dica i nomi e poi non voglio fare errori di pronuncia, quindi mi guardo bene dal dire il tuo cognome. E ti ringrazio di essere qui perché, allora, intanto abbiamo scelto sempre delle location che raccontano la storia di queste colline, raccontano la storia in realtà del Veneto e dell'Italia, perché poi magari lo dirà l'assessore, che ringrazio l'amministrazione comunale per ospitarci qui. Un saluto sicuramente al sindaco, ma poi l'assessore Enrico Padoan ci farà un saluto e magari vi dice due parole su questa meravigliosa sala con degli affreschi che raccontano veramente la storia di quella che poi è l'Italia e di come siamo arrivati invece a essere il regno d'Italia e poi appunto una repubblica. E poi mi piace soprattutto quella parte là perché c'è scritto pace. E credo che sia fondamentale, perché è vero che questo è il Museo della Battaglia, però noi ci troviamo in un momento molto particolare della storia universale, direi, e che sta toccando un po' tutti noi. Non a caso poi il mio direttore artistico porta sempre questa spilla che facciamo vedere e quindi ecco, e quindi insomma credo che oggi ci potrà dare anche uno spaccato un po' di quello che è a livello internazionale la situazione che stiamo vivendo. E chiudo dicendo che ringrazio perché ci sono tantissime persone che conosciamo e che rendono anche una collina di libri, ma direi un po' le nostre colline così accoglienti, e ci tengo a fare un saluto in particolare alla signora Paoletti perché in altre occasioni ci ha dato una mano e quindi credo che gli imprenditori di questo territorio, e in questo caso chiaramente il lanificio, siano per noi veramente un supporto unico e straordinario, per cui veramente io ringrazio che ci sono queste persone che fanno delle colline quello che in realtà oggi sono, perché non siamo soltanto paesaggio, siamo anche la storia di famiglie che hanno fatto la differenza, e saluto anche Elvira Bortolomiol che la ringrazio di essere qui. Io quindi mi taccio, direi, faccio venire qui, faccio salire Enrico Padoan e lo ringrazio di essere presente, e come sempre alla fine della nostra serata c'è un brindisi con il prosecco di Conegliano e Valdobbiadene di OCG, e ringrazio anche il consorzio perché è sempre al nostro fianco in questa occasione. Chiudo perché non voglio dimenticarla, lei, perché è la seconda serata in cui abbiamo l'onore di avere Chiara Scipione, che ricordo essere stata il volto del Veneto durante il periodo del Covid e che appunto traduce nella lingua dei segni, e noi ci teniamo in modo particolare perché vogliamo essere sempre più inclusivi, perché la cultura è di tutti e deve esserlo anche attraverso i canali social. E infine, grazie a un'intuizione invece del mio direttore artistico, da questa sera abbiamo anche Telebelluno, canale 75, che poi manderà in differita le nostre serate su più... A ciclo continuo, esatto, firmato il contratto, quindi grazie. Grazie mille alla Presidente Marina Montedoro, grazie al direttore artistico Francesco Chiamulera, direttore di questa magnifica iniziativa che abbiamo l'onore di ospitare. Davvero ringraziamo per averci coinvolto, per darci la possibilità di mettere a disposizione questo meraviglioso spazio che, come già anticipavate, è un luogo evidentemente adatto per discutere dei temi a cui ha dedicato la sua vita l'autore che abbiamo, che io mi taccio, a questo punto lasciamo l'annuncio dell'autore a Francesco. Comunque un onore averla qui per il suo percorso professionale, artistico, letterario, per il suo lavoro di giornalista di guerra cui ha dedicato la sua vita, e in scenari che, ahimè, ai noi sono tuttora colpiti fortemente da questa piaga. Abbiamo Medio Oriente, Afghanistan, evidentemente Ucraina, il suo paese, e questo è uno spazio che nasce appunto per coltivare la memoria, e la memoria serve a tante cose. Questo museo nasce in realtà nel 1938, e in questo spazio, al di là di questo meraviglioso affresco, noi troviamo com'era il museo concepito all'origine, un luogo, se vogliamo, anche con una visione piuttosto aggressiva, piuttosto militarista, piuttosto bellicosa. Ed è stato giusto mantenere l'ultima sala l'ultimo spazio di questo museo, per far capire come si sono evoluti i musei nel corso del tempo, come abbiamo concepito questo spazio, come è stato concepito lungo i decenni come un luogo dove conservare la memoria della guerra affinché non si ripeta più. Il romanzo
di Jaroslav Trofimov tratta dei temi di quello che è diventato, diciamo così, noto agli storici come Holodomor, no? La grande carestia, questa carestia pianificata dal regime sovietico negli anni 30 anche per annichilire lo spirito nazionale di quel paese. E la memoria serve perché io temo che fino, diciamo così, a pochi anni fa nessuno sapeva che cosa fosse l'Holodomor. È servita un'altra guerra per farlo conoscere. Ora, evidentemente non possiamo andare avanti in questo modo, non possiamo andare avanti a scoprire tragedie del passato solamente attraverso un'esperienza diretta, e quindi l'unico modo che abbiamo per davvero arrivare a conoscere e ad evitare una deriva tanto tragica è evidentemente quella di conoscere il nostro passato e di capire i meccanismi che hanno portato a questo dramma, di cui ancora, voglio dire, non si capisce bene quale possa essere la soluzione. Chiudo con un altro appunto. Spesso anche nei giorni nostri, no? Vediamo il dramma palestinese, vediamo il dramma in Ucraina, ascoltiamo tante parole che dicono ma in fin dei conti stiamo parlando di guerre fra popoli, stiamo parlando di guerre quasi ataviche, quasi come fossero, voglio dire, una sorta di conseguenza di un qualche spirito nazionale. Ecco, io terrei a dire un'altra cosa. Io non ho mai, lavoro anche occupandomi di questi temi, non ho mai conosciuto guerre di popoli. Ho sempre conosciuto guerre portate avanti da strutture di potere, sistemi di potere e linee di potere che hanno aizzato eventualmente popoli e con diverse evidenti responsabilità hanno messo la gente di diversa cultura le une contro le altre. E parlare di guerre fra popoli è un errore, secondo me, madornale, perché impedisce la risoluzione di questi conflitti e ravviva in realtà coloro i quali questa guerra, ripeto, con enormi disparità di responsabilità sono state portate avanti in questi anni, e speriamo davvero che vi sia la possibilità di arrivare a una soluzione per evitare il perpetuarsi di tali situazioni. Grazie Assessore. Grazie ancora. Grazie. Signore e signori, Jaroslav Trofimov, grazie. Voglio ringraziare moltissimo innanzitutto ovviamente per le parole che sono state spese, anche di introduzione a questo libro, ma voglio ringraziare molto Jaroslav Trofimov perché è stato detto molto riguardo a quello che è successo in questi ultimi 3 anni in Ucraina, del fatto che sebbene la storia di quel paese abbia centinaia di anni alle proprie spalle, sebbene ci siano molti buchi nella nostra comprensione e conoscenza, un romanzo che fosse un romanzo di storia di quel paese, non so se propriamente un romanzo storico, metteteci voi l'aggettivo che volete, però sicuramente una storia che non in una forma di saggio, come anche d'altra parte Jaroslav Trofimov aveva fatto, siamo in presenza di un grande giornalista, dirige da un bel po' di tempo la parte degli esteri del Wall Street Journal, in Italia è ormai da un quarto di secolo, conosce i teatri di guerra dove è stato, il 15 di agosto 2021 si trovava a Kabul, tanto per dire, aveva scritto una storia di guerra e di geopolitica interessantissima che vi consiglio, che si chiama Our Enemies Will Vanish, i nostri nemici scompariranno, eppure mancava un romanzo ucraino in questi anni, e questo romanzo è arrivato, grazie alla nave di Teseo, che ringrazio. Si intitola Non c'è posto per l'amore qui, No Country for Love. Se non l'avete ancora fatto, so che molti di voi già l'hanno fatto, leggetelo e amatelo. Troverete fin dalle prime pagine quella abitudine tragica dei totalitarismi che sono i protagonisti, insieme con Deborah Rosenbaum e altri di questo libro, al dispensiero, alla lingua doppia, no? La lingua bugiarda delle dittature, come la chiamava Orwell. L'idea che quando in Unione Sovietica negli anni 30 a Kharkiv, dove da Uman, questa giovane donna ebrea ucraina, Deborah Rosenbaum, colta, intraprendente e ideologicamente motivata, si sposta. Quando si sente dire da qualcuno che una cosa è bella, potete stare sicuri che è molto brutta.
quando qualcosa viene detto come giusto e necessario è sicuramente orribile, ingiusto e violento. E infine quando si dice che per esempio nel nuovo contenitore sovietico tutte le identità verranno magnificamente sciolte, compresa quella ebraica ma tutte le altre, compresa quella ucraina, gli elementi nazionali non avranno più bisogno di esistere, tutti saranno fratelli per davvero, non ci saranno più i russi, gli ucraini e così via, potete stare sicuri che succederà esattamente il contrario, che è l'abbraccio stritolante che di lì a poco la nostra protagonista conoscerà. Non voglio dire più di quello che ho già detto, lo scopriamo insieme il libro con Jaroslav Trofimov. Io inizierei, caro Jaroslav, chiedendoti qual è in questa storia, che sì, è una storia di grande storia, ma poi infine è anche una storia familiare, una storia di legami personali, qual è stata la scintilla, l'innesco, che io so essere una cosa che tu sei andato a pescare molto vicino a te, perché questa storia arrivasse a te, e già che ci siamo, se ci racconti quando l'hai scritta, non molto recentemente, mi pare. Grazie per l'introduzione, grazie a tutti di essere venuti in questa sala fantastica e grazie di ospitarmi. La storia del romanzo è basata sulla storia vera della mia nonna, che si chiamava davvero Deborah, la storia di una giovane donna che appunto piena di ambizioni, di amore, è arrivata alla capitale, a quei tempi dell'Ucraina, Kharkiv, con grandi speranze per il futuro radioso, e poi si era schiantata contro questo tritacarne della storia che purtroppo ha distrutto la grande parte del popolo ucraino in quegli 20 e passa anni tra il 1930 e l'inizio della carestia del Holodomor, passando per le repressalie che hanno distrutto la grande parte della classe culturale ucraina, poi l'invasione tedesca, l'olocausto, la resistenza dopo e fino alla morte di Stalin. Cioè il periodo del libro inizia nel 1930 e finisce con la morte di Stalin 23 anni dopo. La storia era vera e io ero sempre pensato magari un giorno scrivere un romanzo su questo. Vivendo in Ucraina, la guerra, quando ero bambino, era più grande, la guerra era impensabile, come qui, stanno la guerra, però le battaglie, le trincee, i bombardamenti sembrano una cosa che ormai appena in passato remoto e non tornerà mai. Poi nel 2014 stavo a Kabul, in Afghanistan, ero il capo della redazione del Wall Street Journal, scrivevamo sulla grande democrazia afghana e sui grandi progressi sotto la tutela americana, e scoppiò la guerra in Ucraina, perché la guerra infatti già dura da 11 anni e nel 2014 ci fu la prima invasione russa limitata, che però ha costato la vita di 14.000 persone nel Donbass, in Ucraina dell'Est, e ero scioccato di come mal capita l'Ucraina, perché anche se è un paese che è più vicino da qui che certe parti dell'Italia meridionale, che è un paese nel cuore dell'Europa, però era una terra incognita nella coscienza italiana e europea in generale, e per disegno, perché i russi hanno fatto tutto il possibile, lo Stato russo ha fatto tutto il possibile per cancellare la sua lingua, cancellare la sua cultura, la sua storia e per nasconderla. E tutto che si sapeva, o quasi tutto quello che si sapeva dall'Ucraina, anche tra la gente che era simpatizzante alla causa ucraina, che era simpatizzante alla democrazia, che si opponeva a Putin, era comunque visto attraverso gli occhi della cultura russa, della scienza russa, cioè in modo molto distorto. E perciò tutte le bugie che si raccontavano sull'Ucraina a quei tempi, da Putin e il suo regime e tanta gente dall'Occidente che lo seguivano, che descrivevano l'Ucraina come questo posto dei nazisti, antisemiti, razzisti, eccetera, eccetera, che non era infatti vero. Sì, c'era qualche razzista dell'Ucraina, come in tutti i paesi europei ci sono. Anche in Italia, anche in Italia. Però tutta questa narrativa di propaganda che era alimentata da mancanza di sapere sulla storia ucraina, su così fosse la società ucraina, che è una società multietnica, multireligiosa. Ormai oggi abbiamo in Ucraina il presidente che capita di essere un ebreo, un ministro della difesa che capita di essere un musulmano, il tataro della Crimea, il capo di maggiore, capo dell'esercito ucraino che
detta di essere un russo nato in Russia, di origine russa, però sono tutti natori dell'Ucraina. Questa identità complicata, questa storia complicata, non era saputa. E perciò volevo raccontare questa storia, ma attraverso la storia di mia nonna, perché a un livello questo è un romanzo, storia d'amore, storia di tradimento, storia di sopravvivenza, storia dei compromessi che la gente doveva fare per sopravvivere a questi tempi, che può interessare qualunque persona, perché è una storia universale. Non è soltanto l'Ucraina che ha passato questo tipo di tirannia, non è soltanto l'Ucraina che la gente deve fare le scelte difficili che la mia nonna ha dovuto fare, che tanti milioni di ucraini hanno dovuto fare per sopravvivere. Però dall'altro lato, anche se questa storia è interessante per la gente che non si frega dell'Ucraina e magari non ha mai sentito parlare dell'Ucraina, però attraverso la sua storia volevo anche coinvolgere il lettore e raccontare passo a passo quello che è successo in questi 23 anni terribili del paese. E ho provato di allargare il circolo dei lettori ai questi che magari non leggono i saggi e che non leggono i libri di storia, che però attraverso questa storia d'amore e di vita di questa donna possono assorbire anche la storia dell'Ucraina in modo facile. È chiaro. Senti, io per parlare di questa storia dell'Ucraina vorrei iniziare a farti raccontare di Deborah. Immaginate una giovane donna ambiziosa, figlia di una borghesia benestante imprenditoriale. Il padre di Deborah è un signore Gersh Rosenbaum, che ora però si fa chiamare Grigori perché i nomi ebraici venivano dissimulati nella nuova identità sovietica e russofona. È un signore che ha avuto come imprenditore una serie di attività e che però nonostante questo era un sincero credente, un po' come succede in altre grandi storie della letteratura europea. Mi vengono in mente la famiglia Karnowski di Singer, dell'ideale assimilazionista ebraico, dunque del fondersi all'interno della società dimenticando quello che si era prima. Immaginate questa giovane donna che parte da Uman, che è una cittadina nel centro dell'Ucraina, e arriva a Kharkiv, che oggi è tuttora una città dove c'è un'impressionante vita culturale a 20-30 km dal fronte e dal confine con la Russia, un po' come se a Trieste ci fossero le batterie dei nemici sull'altopiano, a Opicina, per usare una metafora di un luogo vicino a noi, che bombardano incessantemente quella città dove tuttora ci sono artisti di murales, cantanti, musicisti, persone che decidono di fare della vita e celebrare la vita attraverso l'arte. Ebbene, già allora si andava a Kharkiv, che era la capitale della Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina e che era un luogo crepitante di attività e di fermento. E Deborah va a Kharkiv e incontra un uomo che è affascinato da lei, Samuel, questo giovane aviatore, ebreo anche lui, ma di un'altra città, Berdichiv, piena di riferimenti letterari, Grossman, Roth e tanti altri. Joseph Conrad, scusami, ovviamente, pensavo a Joseph Conrad perché era Roth, e nel quale c'è questo amore tra loro due, ma anche c'è una passione per una città, devo dire. Se ci racconti qualcosa di più di lei, di quelli che sono i suoi sogni, le sue ambizioni, quando in quel 1930 lei va lì e poi sarà, come ci hai già anticipato, tragicamente tradita dalla storia, forse ci avviciniamo un po' alla storia affascinante che ci racconti in Non c'è posto per l'amore qui. Sì, grazie. Ma volevo raccontare un po' su cos'è Kharkiv, cosa fu Kharkiv in quei tempi. Era la città del futuro, il primo grattacielo europeo costruito lì negli anni 20, prima che si conosceva la parola del grattacielo, il grande palazzo costruttivista di Gazprom. E a quei tempi l'idea dell'Unione Sovietica era l'idea universale, cioè a Mosca si pensava che un giorno ci sarà l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, russa, ucraina, francese, italiana, ungherese. E perciò per un corto ma molto intenso periodo di tempo lo Stato coltivava l'idea della nazione ucraina e della letteratura ucraina. E perciò avevano costruito a Kharkiv questo palazzo che si chiamava Slovo, la parola, infatti fatto nella forma della lettera C e S. E Slovo vuol dire parola? Sì, parola in ucraino, e dove vivevano
gli accademici, artisti, pittori, i registi del teatro, perché ci fu questo effervescente rinascimento culturale ucraino. E Deborah, la giovane donna che è arrivata a Kharkiv, entra in questo ambiente e comincia a conoscere questa gente giusto al momento quando il regime cambia idea. E qualche mese dopo tutti questi scrittori e poeti sono rimasti completamente sconosciuti, non soltanto a noi qui all'Occidente, ma anche agli ucraini fino all'indipendenza. Furono arrestati, mandati in prigionia e poi fucilati nelle foreste della Karelia, completamente diciamo, tolti dalla coscienza collettiva ucraina. E lì cominciano tutte le torture e tutte le tragedie di questo periodo della nazione ucraina. Se guardiamo poi i numeri, al momento quando Deborah è arrivato a Kharkiv, l'Ucraina sovietica aveva 28 milioni di persone, secondo l'ultimo censimento. Nella carestia, pochi anni dopo, morirono un minimo 4 milioni di persone e nella seconda guerra mondiale morirono altri 10 milioni. Perciò era molto, la probabilità di sopravvivere come questi carni di storia non era molto alta per una persona ordinaria. Per fare questo la gente doveva scendere ai compromessi, doveva fare delle cose brutte, anche Deborah fa le cose brutte nel libro, deve tradire per proteggere quelli che ama, e questa memoria collettiva fu nascosta per il tempo molto lungo, soltanto dopo la caduta del regime sovietico, negli anni 90, e poi i nostri nonni, bisnonni, perché tutti quanti sono vivi oggi in Ucraina sono i discendenti di quelli che hanno sopravvissuto questo incontro con la storia vista come una bestia feroce che distruggeva tutto sul suo cammino, hanno potuto scoprire le verità. E io ero fortunato perché la mia nonna, anche se si vergognava, comunque me l'ha raccontato. Tanti altri non hanno avuto questo favore, e infatti spesso quando io parlo di questo libro con gente che sono di origine ucraina, anche in Inghilterra, anche in America, mi dicono magari la mia nonna, la mia bisnonna mi poteva dire questo, però fino alla sua morte erano chiusi perché era troppo doloroso e si vergognavano proprio di parlare di questo passato. Però questo passato che il regime sovietico ha voluto annientare nella memoria collettiva, perché non si poteva parlare neanche dell'Holodomor, della carestia, non esisteva. Oggi, dopo 30 e passa anni dell'indipendenza ucraina, la nuova generazione ucraina lo sa, perché la scuola ucraina racconta sia la letteratura di questo risorgimento fucilato, sia quello che è successo in questi anni bui della colonizzazione dalla parte di Mosca. E questo spiega la resistenza di oggi in Ucraina, perché tanti italiani, tanti europei chiedono ma perché dopo 3 anni e mezzo, perché non vi arrendete? Alla fine cosa può succedere? Non sarà così cattivi, eravate insieme prima. Ma il fatto è che nonostante tutto il dolore della guerra, nonostante che ci sono centinaia di migliaia di ucraini che erano morti e altri feriti, città distrutte, comunque il consenso ucraino è che arrendersi sarà peggio perché porterà più morte e più distruzione a lungo andare, perché quello che la Russia di oggi vuole è tornare col passato buio, tornare alla distruzione del popolo ucraino in modo genocidario. Infatti se ricordiamo la guerra cominciò con questo famoso articolo storico scritto dal presidente Putin in cui raccontava che insomma gli ucraini, i russi sono un popolo unico e gli ucraini non hanno diritto alla loro storia e al loro futuro separato. E se lo vediamo sul campo, la prima cosa che succede quando i carri armati russi entrano in un villaggio ucraino, mandano un gruppo per distruggere il monumento alle vittime della carestia, dell'Holodomor, perché per loro non era mai esistito. Perciò, infatti questa era la scintilla, torniamo alla scintilla di questo libro, perché voleva spiegare questo passato senza cui è impossibile di capire il presente. Grazie Jaroslav.
Voglio anche dirti grazie per continuare a mantenere la barra sulla chiarezza morale, la stessa che i totalitarismi inducono a tradire, come ci ha raccontato adesso, nel senso che è caratteristica. Quest'anno a me è capitato di leggere per esempio un altro libro molto bello dell'amico Gian Arturo Ferrari che ambienta un giallo in Italia durante gli anni del fascismo, un giallo in ambito letterario, in ambito editoriale, in cui nessuno si comporta bene, nemmeno i buoni, perché è caratteristica dei regimi totalitari di pervertire i legami personali. Noi però viviamo in una democrazia e possiamo ancora dire le cose come stanno, chiamare le invasioni con il loro nome, invasioni, chiamare le aggressioni con il loro nome, chiamare i dittatori con i loro nomi. E quindi ti ringrazio per questo. C'è un momento però nel tuo discorso, poi io so che tu volevi anche che ci fossero delle domande del pubblico, cosa che facciamo assolutamente tra poco. Ho un paio di domande, poi lasciamo 2 o 3 domande, poi lascio la parola a voi. Voglio però chiederti una cosa, tu adesso hai citato gli anni 30, quello che si chiama il Rinascimento fucilato, e quindi dobbiamo dire 2 cose, perché la domanda sorge spontanea, però allora un Rinascimento, se non altro nei primi anni dell'Unione Sovietica, negli anni di Lenin, è stato in parte possibile. Dobbiamo raccontarlo questo per poter spiegare poi la repressione che è avvenuta nel decennio successivo. È una storia che conosciamo abbastanza bene, ma che legittimamente magari qualcuno può non conoscere qui. Perché c'è un momento del libro molto bello verso l'inizio nel quale proprio Deborah, insieme con una sua giovane amica, molto anche lei ideologicamente motivata, quindi indotta a credere nella bontà dell'Unione Sovietica, si ritrova a sentirsi dire da una donna più anziana che le porta già le prime cronache delle campagne e le dice: guarda, ci sono già alcuni che vengono arrestati con l'accusa di essere nemici del popolo, dimmi se lo pronuncio bene, curculi, curcul, cioè piccoli proprietari terrieri, insomma quelli che noi in Italia abbiamo anche conosciuto come kulaki e che sono poi infatti la stessa parola per kulaki, ovvero la repressione stalinista che stava arrivando. Ma perché ci sia stata una repressione c'è stato anche un rinascimento. Come spieghiamo questo tornante della storia? Dobbiamo guardare il passato ancora prima. Cioè, sotto l'impero russo, nella parte dell'Ucraina che fu nell'impero russo, la lingua ucraina è vietata. Cioè, non si poteva stampare i libri, non si poteva fare corsi universitari in Ucraina, però c'era un'altra parte del paese, nell'impero austriaco, a Leopoli, dove il regime è molto più liberale con le minoranze e dove... Gli Asburgo, non male. Infatti, Leopoli fu la terza città dell'Austria dopo Vienna e Praga. Ci fu l'università ucraina e ci fu questo focolare di cultura ucraina che fu fondamentale quando l'Ucraina brevemente ha avuto la sua indipendenza nel 1917. E i comunisti, quando hanno cominciato la loro campagna di conquista in Ucraina, avevano capito che non potranno mai conquistare l'Ucraina se non faranno pace con le aspirazioni nazionali dell'Ucraina. E perciò hanno cooptato alla fine tutta questa elite nazionale ucraina nel sistema di questa Repubblica Sovietica Ucraina, che fu largamente autonoma nei primi anni, con la capitale appunto a Kharkiv. E tanta gente di questo rinascimento fucilato erano infatti, tra loro era il presidente della prima Repubblica Ucraina indipendente, Khrushchevsky, che fu il professore appunto a Leopoli, a Vienna, prima della prima guerra mondiale. Però con l'andare avanti del tempo, quando Stalin ha cominciato di temere il potere della campagna ucraina, dei contadini ucraini che erano molto ricchi e che non volevano arrendersi al nuovo sistema, aveva capito che l'unico modo di controllare nel futuro la campagna ucraina, che era sempre qualche ribellione, era di sterminarli fisicamente. E questa fu la ragione della grande carestia dell'Holodomor, perché noi parliamo della carestia, ma non è una carestia, è un atto di genocidio. La meccanica era quella. Come è avvenuto l'Holodomor dal punto di vista pratico? Sì, cioè per ben 2 anni si mandavano le truppe nelle campagne, confiscavano il grano a tutti i viveri, ma anche i semi per l'anno prossimo, e poi non lasciavano la gente partire. Cioè questi contadini morti di fame che volevano scappare dalle campagne, andare nelle città a cercare il lavoro, a cercare il cibo, li spravano addosso alla stazione ferroviaria, non avevano diritto di lasciare le campagne. Quelli che vivono nella città come Kharkiv si trovavano morti per strada ogni mattina dalla gente della città, che loro avevano
razionamento, la loro dose piccola però abbastanza per sopravvivere del pane e da altri viveri. E tutto il grano confiscato fu esportato all'Occidente, e con quei soldi Stalin ha creato la industrializzazione, cioè sia le fabbriche di armamenti che le fabbriche di macchine di aeromobili erano tutti pagati con il sangue del contadino ucraino. È immaginabile la tragedia che fu lì, perché il cannibalismo fu molto comune, per esempio, perché erano le madri che mangiavano i figli, e tutto questo fu all'insaputo dell'opinione pubblica internazionale. E questo è un punto molto, molto importante. Uno dei personaggi del libro che passa nella narrativa è un giornalista americano che esisteva davvero, che si chiama Walter Duranty. Walter Duranty era il corrispondente del New York Times a Mosca, aveva vinto il premio Pulitzer a quei tempi per il suo reportage sull'Unione Sovietica, ma nella storiografica ucraina è visto come uno dei corresponsabili di questa carestia, perché era venuto in Ucraina, ha scritto degli articoli dicendo che i contadini ucraini sono tutti belli e grassi e che non succede niente, e ha aiutato a screditare quei pochi giornalisti onesti che avevano provato di scrivere la verità, che per ragioni di Walter Duranty fu dismessa come la propaganda antisovietica e maliziosa. E la sua responsabilità è simile alla responsabilità di Radio Mille Colline in Ruanda, che fu la voce del genocidio. E purtroppo, se guardiamo il passato o il presente, le tragedie dei popoli come l'Ucraina sono impossibili senza questo aiuto esterno dei simpatizzanti di quelli che sono i macellai dell'Ucraina. Jaroslav, un altro dei grandi temi di questo libro è l'antisemitismo di Stato dell'Unione Sovietica. Non voglio appesantire la conversazione, però dobbiamo capire che quello che affronta Deborah è la morte delle illusioni e degli ideali, ma è anche un po' ancora un problema che ci portiamo dietro. Se mi ricordo che il 9 maggio scorso, anniversario della fine della guerra mondiale comparata sulla Piazza Rossa di Mosca, molte persone anche in Italia, non so più quanto in buona fede, ti dicono però è vero che grazie all'Unione Sovietica è stato sconfitto il nazismo, che era la grande ideologia antisemita che aveva fatto milioni di morti intenzionalmente negli ebrei di tutta Europa. Eppure però dal 1930, salto in avanti al 1953, in questi 23 anni Deborah Rosenbaum affronta l'altra grande questione, questa ipocrisia sovietica e comunista che ha portato a molti, sinceramente anche qua in Occidente, a pensare e a credere che ci fosse una grande argine all'antisemitismo nazista, la stella rossa e il sol dell'avvenire, ma non è esattamente così. Vabbè, guardiamo la storia, cioè, nella seconda guerra mondiale, per quasi un terzo della guerra, l'Unione Sovietica e la Germania tedesca furono dalla stessa parte. Hanno invaso la Polonia insieme nel settembre del 1939 e erano alleati di fatto fino a giugno 1941. E io ho fatto tantissime ricerche per scrivere questo libro, perché anche se è un romanzo, sono andato a tutti i posti descritti lì, sia in Russia che in Ucraina, potevo ancora andare in Russia in quei tempi, ma ho letto tantissimo di quello che scriveva la stampa ufficiale sovietica, e se non leggevo i giornali sovietici nel 1939, nel 1940 e nella prima parte del 1941, erano assolutamente filonazisti. E infatti la tragedia dei ebrei di Kiev, dove fu questo il grande eccidio di Babin Yar, la grande fossa comune, uno dei primi atti dell'Olocausto, fu che gli ebrei sovietici di Kiev infatti non credevano che i nazisti sono antisemiti, perché erano condizionati dalla propaganda sovietica a pensare che tutto sommato non è disgrave. E avendo la memoria storica delle truppe tedesche a Kiev durante la prima guerra mondiale, quando i tedeschi erano tutti, si comportavano bene e fermavano i pogrom, infatti, secondo tantissime
testimonianze storiche, c'era una grande parte degli ebrei di Kiev, che per loro grandissima sfortuna, erano tutto sommato contenti che i tedeschi arrivavano. E sono andati a presentarsi a questo Babel Yar credendo davvero che li porteranno in un posto più sicuro invece di fucilarli e ammazzarli in questa fossa comune dove ci sono 30-40 mila morti. E poi fu nascosta verso le 10 dopo la guerra. Cioè, io andavo a scuola che stava dall'altra parte della fossa, passavo tutti i giorni in questo bosco e non c'era nessun segno. Il problema è che in questa comunanza con i nazisti il sistema sovietico fu avvelenato dall'antisemitismo. E poi il regime sovietico era sempre sospettoso delle minoranze che avevano uno Stato loro. Cioè, per esempio i polacchi, i finlandesi, gli estoni che vivevano nei confini dell'Unione Sovietica e i coreani furono deportati in massa dalle altre parti del paese. Gli ebrei non erano visti così perché non avevano il loro paese, però dopo il 1948, dopo la creazione dello Stato di Israele, erano i più sospettati tra tutte le minoranze. E perciò tantissima gente nascondeva il suo di essere ebreo. Cioè, appunto, il Deborah è diventata una persona con un altro nome perché non poteva trovare lavoro o vivere tranquillamente a Kiev. Il colonnello Maslow le dice: è meglio che cambi il tuo nome da Deborah ad Aria, no? Sì. A un certo punto nel libro. Sì, che la storia è vera. È la storia vera, sì, della nonna. Storia che poi dopo è passata in che modo all'interno della vostra famiglia, se posso chiederti? Cioè, in che parte è stata raccontata, in che parte la conoscevi, in che parte no? Come hanno reagito magari i tuoi parenti quando hai fatto queste ricerche, hanno saputo che stavi scrivendo? Sì, ma non voglio svelare veramente la storia, però no, non troppo, magari qualcosa ce lo puoi dire. Però c'è un grande tornante di questa storia dove a dire la verità, io ho un cugino che è il figlio del fratello della mia mamma, che è il mio unico cugino, però abbiamo i nonni diversi. Però lui non sapeva chi fosse vero o nonno, finché io ho cominciato a fare le ricerche per il libro e l'ho raccontato. Perché ormai, come lo dico, cioè erano le storie nascoste. Basta, giustamente, grande tecnica del narratore che non fa lo spoiler della storia, ma non te lo volevo chiedere. Senti, direi che forse, allora, intanto ricordando al pubblico che tra un attimo facciamo passare il microfono, un'ultima cosa, e dopo magari torniamo alla fine della conversazione. In che modo secondo te questi 3 anni stanno cambiando la nostra percezione di questo pezzo di storia? Dell'Holodomor finalmente si parla anche in maniera consueta. A me viene sempre in mente che noi sappiamo in Italia di Jan Palach che nel 68 va a Praga in piazza San Venceslao e si dà fuoco per protestare contro l'invasione dei carri armati russi a Praga nel 68. Non sappiamo che contemporaneamente nelle vie di Kiev c'erano dei patrioti ucraini che si sono dati fuoco ugualmente per protestare contro la russificazione, ma tanto di quei contadini sperduti degli ucraini chi se ne frega, no? Giustamente. Purtroppo. Vabbè, l'Ucraina fu sempre un posto molto più chiuso e i russi, cioè lo Stato russo, il sistema russo, per loro il scopo principale di questa guerra è di cancellare l'identità, la cultura e la letteratura ucraina. E la storia del risorgimento fucilato purtroppo si ripete. Ci fu un nuovo risorgimento in Ucraina negli anni 60. La grande parte di questi scrittori finirono in prigionia. Il più grande poeta ucraino del XX secolo, Vasil Stus, era morto nel Gulag quando Gorbaciov già era al potere, alla fine del 1985. Lui era di Donetsk, la città che i russi hanno sempre voluto essere con Cremlino. La prima cosa che i russi hanno fatto dopo aver conquistato la città è di distruggere il suo monumento all'Università di Donetsk. Vasil Stus, grande Stus. E parlavamo appunto l'altro giorno su questa scrittrice ucraina, Victoria Amelina, che scriveva appunto un libro su sia il risorgimento degli anni 30 di Kharkiv, sia sull'altro scrittore ucraino che era ammazzato dalle truppe russe nel 2022, prelevato al posto di controllo, poi trovato con una pallottola nella testa.
E lei scriveva Volodymyr Vakulenko. Volodymyr Vakulenko, lei scrive nel suo libro che purtroppo la sorte dei scrittori ucraini è scrivere su come furono ammazzati i loro precedenti, gli scrittori delle generazioni precedenti. E Victoria, qualche mese dopo aver scritto questo, pure lei ha ammazzato con un razzo russo su una pizzeria a Kramatorsk, dove anche io andavo molto spesso. C'è una ragione perché non si trovano i libri dei grandi classici ucraini nelle librerie italiane o europee, perché tantissimi di loro erano ammazzati dopo il loro primo o secondo romanzo. Basta, non c'è altro da aggiungere. Grazie fino a qui. Se c'è qualcuno, e devo dire l'autore con grande segno di apertura mentale mi ha detto anche di critico, cosa rarissima in Italia quando si fanno conversazioni intorno ai libri, che ha voglia già di intervenire, facciamo passare il microfono. Se no io vado avanti a sprombattuto, signori, però avete l'occasione di fermarmi in questo momento, avete una grande occasione storica di interrompere l'intervistatore, se no vado avanti diamo il tempo a chi vuole di raccogliere le energie, se lo vuole. Io ti vorrei trasportare per un istante, approfittare del fatto che tu, per i tuoi reportage straordinari dall'Afghanistan, sei stato finalista al premio Pulitzer e quindi conosci la disposizione delle forze sul campo e delle guerre, per chiederti qualche cosa di quello che sta succedendo adesso. Cioè noi siamo a questa conversazione a neanche una settimana dall'incredibile blitz con droni su una 41 bombardieri nucleari russi, quindi quella che è stata anche paragonata a una piccola Pearl Harbor per quanto riguarda la flotta russa, eppure però anche siamo consapevoli del fatto che siamo immersi in una situazione della quale sicuramente la via d'uscita non è di qui a qualche giorno, se ne sta accorgendo persino Donald Trump. Volevo sapere che cosa tu vedi davanti a te nella impossibilità di prevedere i conflitti, però almeno nell'esito nei prossimi mesi, nel disporsi delle forze sul campo in questo momento. Cioè, se dovessi fare un assessment veloce di com'è la situazione oggi, come la faresti da giornalista di guerra, quale sei? Sì, ma vorrei cominciare che la pace, e nessuno più di ucraini vuole la pace, perché il prezzo pagato dagli ucraini è tremendo e difficile da immaginare per la gente che vive per loro fortuna la pace. C'è un'altra parola, la giustizia, e perciò la pace non può essere a tutti i costi, la pace non può essere al costo di arrendersi e perdere la sua libertà, il potere di vivere nel suo proprio paese secondo le sue proprie leggi. E per questo l'Ucraina resiste. La grande differenza tra il periodo di scritto di questo romanzo e oggi, che oggi l'Ucraina ha uno Stato. Ormai 34 anni che c'è uno Stato, che ha un esercito, che ha sorpreso non soltanto i russi e gli americani, ma anche gli ucraini stessi con la sua capacità di resistenza, con la sua ingenuità, con il suo potere di ormai 3 anni e mezzo di tenere di fronte contro già 2 potenze nucleari, la Russia e la Corea del Nord, che è entrato nel campo da solo, perché non ci sono i soldati italiani, francesi e americani che combattono, sono soltanto gli ucraini che stanno morendo. E siamo 2 anni e passa che l'esercito russo sta in offensiva, la Russia ha perso modicamente qualche centinaia di migliaia di persone in questi 2 anni, sono andati di un pochino meno di 18% del territorio ucraino a un pochino più di 18%. Perciò le loro perdite non sono paragonabili a questi piccoli guadagni che hanno riuscito a fare. E nel frattempo gli ucraini stanno mostrando al mondo come stanno reinventando la guerra, appunto con questo raid sulle forze strategiche dell'aeronautica russa, il grande vantaggio asimmetrico della Russia è che avevano questi bombardieri, i Tu-22, T-95, con cui possono lanciare i missili sulle città ucraine, da lontano, da 1000 chilometri, che erano fuori raggio di qualsiasi contraereo ucraino. E adesso non possono più, non possono fare di meno. E questo vuol dire che ci saranno più civili ucraini che non saranno ammazzati nel loro camere da letto la notte di domani, dopodomani. E la guerra continua. Com'è la difesa dei cieli oggi
del paese dagli attacchi rispetto a 1 o 2 anni fa? Si sta deteriorando? Tiene? Tiene, però è molto più facile fare la difesa annientando l'aereo sulla sua base in Russia che provando di intercettare i missili nell'aria sopra Kiev. Chiaro. L'abbiamo fatto. Ti ringrazio. Ripeto la domanda se per caso ci fosse qualcuno, altrimenti tra un attimo... Ecco, prego, assolutamente, sapevo che sarebbe successo. Abbiamo un microfono da far passare, per piacere, con il vostro aiuto. Beh, uno dei nostri 2 lo facciamo passare, grazie. Se ci date una mano, per favore. Ve lo dico io, ne abbiamo 2, uno dei 2 lo dedichiamo a questo. Grazie. No, ma così si sente anche da casa. Grazie. Buonasera, non potevo perdere l'occasione di interrompere Francesco. Allora, 2 domande molto pratiche come sono. Una curiosità, perché magari a me è sembrato poco 41 bombardieri, perché immagino che la Russia ne abbia centinaia di migliaia, ma non lo so. Quindi in proporzione quanti sono stati distrutti? Molto pratica e veloce. E una da sicuramente fonte super autorevole e interna. Come si può rispondere in Italia a chi fa un favore alla propaganda russa dicendo che alla fine i russi sono andati a togliere i nazisti dall'Ucraina e l'Ucraina ha provocato la Russia e quindi ha attaccato? Una risposta dall'interno, perché sono sempre in difficoltà nella mia ignoranza a rispondere coscientemente. Grazie. Sì, grazie. Ma la prima domanda è facile, cioè non sappiamo esattamente quanti aerei furono distrutti, quelli che hanno bruciato completamente sono 12, 13, 14, gli altri sono stati danneggiati, però quando l'aereo non ha il carburante dentro non brucia, però se un drone esplode può danneggiare tutto il sistema senza danni molto visivi, però l'aereo non decolla più. La Russia di questi bombardieri ce n'aveva più o meno 120, però di cui forse la metà poteva volare, perché sono molto vecchi, sono negli anni 60 e 50. Cioè se uno distrugge 20 dei 50 che sono in funzione è tanto, è un grande colpo. Non paragonabile a Pearl Harbor, perché Pearl Harbor fu un attacco non provocato però a Midway, perché quando gli americani hanno distrutto i portaerei giapponesi sull'isola di Midway durante la seconda guerra mondiale, fu un tronante abbastanza simile. La propaganda russa. Putin lo stesso, molto chiaro. Quando Tucker Carlson, il propagandista filorusso americano, è arrivato a Mosca per fare l'intervista e l'ha chiesto: ma era NATO che ha provocato la guerra, vero? E Putin ha risposto: no, ma ascolta, ti racconto perché, per 30 minuti. La Russia, l'Ucraina è la stessa cosa, l'Ucraina è sempre stata la Russia, l'Ucraina non ha nessun diritto di essere un paese indipendente. Questa è l'idea fondamentale russa che non ha cambiato. All'inizio della grande guerra, cioè dell'invasione del 2022, l'agenzia di stampa russa di Stato ha pubblicato un articolo che si titolava "Cosa faremo con l'Ucraina dopo la vittoria?". E il programma era molto semplice: l'eliminazione fisica, cioè la sterminazione di tutte le elite culturali ucraina, per eliminare quello che descrivevano il virus dell'ucrainità, e rieducazione del resto, trasformare i bambini in russi, cioè il programma del genocidio. Quando si parla dei nazisti, sì, c'erano qualche giovane in Ucraina che magari era nazista. Il partito nazista, anche nazista, il partito di destra estrema non ha mai vinto più di 1% alle elezioni legislative in Ucraina, non ci sono nel Parlamento. Il 75% degli ucraini nel 2019 hanno votato per il presidente ebreo. Cioè, mentre in Russia c'è la propaganda fascista e aperta, ci sono informazioni neonazisti con le svastiche nelle forze armate russe, però di questo non si parla. Chiaro, grazie. C'è una bellissima frase del libro, siamo veramente verso la fine del libro, in cui
in un ritrovarsi che non vi dico, due dei nostri personaggi si dicono: l'intero paese è passato da un tritacarne, le vite di tutti sono state sconvolte e fatte a pezzi. L'Ucraina negli ultimi 20 anni è stato forse il posto più sanguinoso della terra, per noi ebrei ancora di più, non certo un posto per l'amore. Ma noi due abbiamo ribaltato ogni pronostico e siamo sopravvissuti e ora possiamo ricominciare da capo. È un grande punto interrogativo. Che cosa significa sopravvivere? Secondo te, Jaroslav, ti sei chiesto quando hai scritto queste righe, sia nei termini della storia, di questa bellissima storia che hai raccontato, sia forse nei termini di un'esistenza nazionale comunque plurale, perché poi è un paese fatto di minoranze, no? Come tanti dei nostri paesi. Noi abbiamo qua vicino una minoranza germanofona, abbiamo altri pezzi del paese che parlano altre lingue, l'Ucraina ancora di più è fatta di lingue, religioni, culture, etnie, origini differenti. Cosa significa sopravvivere? Ci sono due domande diverse. Vorrei parlare prima di questa identità, perché la guerra ucraina è l'opposto delle guerre balcaniche, dove l'identità è fissa, cioè una è nato serbo, croato, musulmano bosniaco e non può cambiare. In Ucraina la lingua, la religione non importa, importa l'idea. È un'identità nazionale molto all'americana, cioè l'idea della democrazia. La guerra è cominciata con le manifestazioni a Kiev sotto la bandiera europea, con l'idea di vogliamo staccarsi dalla Russia e andare verso il futuro della democrazia. E infatti questo è il grande errore di Putin, perché lui contava che la metà degli ucraini che parlano russo a casa vanno a essere con i fiori a incontrare l'esercito russo che entra. Invece la parte russofona dell'Ucraina è russofona perché i nonni e i bisnonni della gente che sono qui furono evitati di andare a scuola in ucraino 80 anni fa, però non hanno perso la loro identità, erano i primi a resistere. Infatti l'odio contro la Russia è molto più forte all'est e al sud dell'Ucraina, perché è lì che le case sono distrutte, è lì che i combattimenti sono più feroci. Invece uno che sta a Leopoli, per fortuna loro, vede la guerra in televisione, cioè qualche missile arriva una volta ogni mese o due, però non è paragonabile a quelle che hai visto la città come Kharkiv, dove la metà della città fu distrutta. Kherson, Odessa. Kherson, dove oggi appunto le russi, tanto per vendicarsi, hanno fatto cascare 2 bombe sull'edificio ormai vuoto da anni del governo regionale, l'edificio storico sulla piazza principale. A distanza di poche ore con la tecnica del double tap, no? Sì, Come sì, si dice? E perciò questa idea, l'identità ucraina è basata sull'idea della libertà. Uno sente spesso dire un'ucraina, cosa è un'ucraina? Qual è la differenza tra un ucraino e un russo? La differenza è che un ucraino pensa che la fine dell'Unione Sovietica fu una cosa buona. E questa credo che è la forza segreta degli ucraini. Questa è la ragione perché hanno riuscito a resistere contro un nemico molto, molto più forte. E quando torniamo al passato dove non ci fu uno Stato, e le idee furono molto diverse, era diverso, e per sopravvivere la gente doveva fare delle cose brutte. E sopravvivere di corpo non voleva dire sopravvivere dentro, sopravvivere nella loro anima. Infatti questo è il grande dilemma. Il tema principale del romanzo è a che costa sopravvivere e se vale la pena sopravvivere facendo delle varie cose. E questa è l'esaminazione. Il passaggio che hai letto è la parte finale del libro, e c'è la risposta anche lì, che è anche un spoiler, che però Sono incorreggibili. ma non è letto fino alla fine. No, lo so. C'è da scoprire ancora. Penso che però hai toccato proprio il punto principale, che il libro è sulla sopravvivenza e cosa uno deve fare e a che punto deve fermarsi per magari dire no, basta, questo non faccio. Chiaro. La scelta che purtroppo, che per fortuna noi qui non dobbiamo fare. Grazie per avercelo ricordato. Non c'è posto per l'amore qui, lo abbiamo preparato per voi per chi ancora non l'avesse acquistato in fondo alla sala. C'è una domanda qua in prima fila, ben volentieri, prego. Credo che sia una domanda senza risposta. Il problema è l'autocrate
o dietro l'autocrate c'è un intero popolo? È complicata come domanda, perché purtroppo l'idea che Putin ha sull'Ucraina non è l'idea soltanto di Putin. L'idea che gli ucraini non meritano di avere una nazione è l'idea abbastanza popolare in Russia. Se guardiamo anche i scrittori cosiddetti dissidenti laudati all'Occidente come Solzhenitsyn, come Joseph Brodsky, anche loro avevano questa idea. Joseph Brodsky, che a quei tempi viveva in America, era Brodsky all'inizio degli anni 90 l'ha fatta veramente sporca. Sì, viveva in America, aveva il premio Nobel appunto per letteratura, ha scritto una poesia sull'indipendenza dell'Ucraina dicendo che vorrei sputare nel fiume di Dniepro, che si riversa in direzione per affogare questi ingrati, e poi ha usato le parole molto brevi per descrivere gli ucraini. L'Ucraina credo che ha mostrato in questi 3 anni che sì che è un popolo diverso, che sì che non sono i russi, sono pronti a tutto per resistere. Però il cambiamento di queste idee imperiali di Russia può passare solo per via delle disfatte militari, come è avvenuto in Germania. Purtroppo non siamo lì. È chiaro. Grazie Jaroslav Trofimov. Se non ci sono, e adesso davvero altre domande, io vi raccomando fortissimamente la lettura che ho fatto emozionandomi di Non c'è posto per l'amore qui, libro che è il primo romanzo di Jaroslav Trofimov, perché io sono qua che aspetto che ne scriva un altro e che ne abbiamo in vendita fuori dalla sala e che ovviamente l'autore firma in un lungo rituale al quale adesso si sottoporrà per nostra decisione autocratica, ma credo che gli faccia piacere. Grazie di cuore e buon lavoro per il tuo lavoro oltre a quello di romanziere. Grazie a voi tutti. Bellissimo.